Assessore Santoro, parliamo di cooperazione transfrontaliera, di cooperazione con la Slovenia, con la Croazia, e la notizia è che per la prossima estate verranno confermati i collegamenti marittimi molto graditi tra Trieste, appunto, la Slovenia e Croazia, grazie anche ad un finanziamento dell'Unione Europea. Sì, certamente la richiesta di finanziamento ha premiato il progetto, è arrivato terzo del collegamento marittimo con la Slovenia e la Croazia, e attraverso un'aggiunta di finanziamento regionale ci permette di arrivare fino a Brioni. Siamo molto contenti di questa conferma della validità del progetto presentato, che permetterà appunto di finanziarlo con fondi europei. Questo elemento è un elemento di grande competitività che permette uno scambio equiordinato tra i vari Stati. Infatti i dati nel nostro possesso danno non solo un afflusso importante di visitatori, ma un afflusso importante nelle due direzioni che in alcune parti del periodo sono prevalenti su Trieste, quindi una grande attrattività anche per Trieste, per la nostra regione, attraverso l'utilizzo di questi fondi europei.